19 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. E buongiorno da Luca Ciliberti. Faremo un salto tra poco al Festival del Cinema di Cannes, poi parleremo di vini siciliani e di sostenibilità nella vigna. E infine di Alidea Catania, che è un libro che rievoca le glorie di una squadra che ha vinto anche lo scudetto, squadra catanese. Ne parleremo con un'ex pallavolista famosa, Donatella Pizzo. Ma prima di tutto le ultime notizie: emozione, esortazione all'amore, alla pace, all'unità dei cristiani, grande umanità. Nel primo discorso da pontefice di Leone XIV, 200.000 i fedeli in piazza San Pietro in via della Conciliazione, tanti leader e capi di Stato, il Papa già ha cominciato a incontrarne un paio, e anche un po' di Sicilia per raccontare le lontane origini isolane del nuovo pontefice. Sono stato scelto senza alcun merito e vengo a voi come un fratello. Papa Leone XIV inizia così la sua prima omelia ufficiale da 267° pontefice della Chiesa di Roma. Una piazza gremita con almeno 150.000 tra fedeli e pellegrini, giunti anche per il giubileo, 38 delegazioni ecumeniche e diversi capi di Stato e autorità internazionali. C'è il presidente Mattarella e la premier Meloni, c'è Ursula von der Leyen, c'è il vicepresidente degli Stati Uniti Vance e il presidente ucraino Zelensky. E tanti altri. Il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna e lo custodisce, dice Leone XIV, che sulla Papa mobile fa il giro di piazza San Pietro tra applausi e preghiere. Riceve commosso l'anello del pescatore dal cardinale Tagle e pronuncia un discorso innervato da citazioni prese da Sant'Agostino e Papa Francesco e da Leone XIII e Benedetto XVI, puntando l'attenzione su tre parole: amore, unità e pace. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Un Papa che dimostra commozione e umanità, ricordando come questo sia un tempo pieno di discordia e di ferite causate da odio, violenza e pregiudizi. Dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità. Tanti i siciliani presenti in piazza San Pietro e in via della Conciliazione come i fedeli della confraternita del Santissimo Sacramento di Gran Michele, per un Papa in qualche modo legato alla Sicilia con le sue origini, ricostruite da genealogisti francesi e americani che risalirebbero al comune di Milazzo nel Messinese, quando nel 1904 il nonno paterno lasciò l'isola per emigrare negli Stati Uniti. Lì raggiunse l'Illinois, cambiò il cognome in Prévost e cominciò un'altra storia. Come raccontano questa vicenda i giornali di oggi, Luca? Allora, Michele, come potrai immaginare, oggi è su tutte le pagine di tutti i quotidiani nazionali e regionali. Diciamo, in questa prima parte ho scelto una pagina che riporta le parole del Papa. L'abbiamo preso, avrei potuto prendere da qualunque quotidiano, ho preso La Repubblica perché mette proprio queste parole in pagina, le parole del Papa. Poi insomma dietro c'è tutto il racconto di chi c'era, chi non c'era, insomma, che giornata è stata. Il Papa dice: non farò il condottiero solitario, io scelto senza meriti. Davvero una professione di umiltà da parte di Papa Prévost, Papa Leone XIV. Guardate che belle parole: con timore e tremore vengo a voi come un fratello che si fa servo, camminando con voi sulla via dell'amore di Dio. Costruiamo una chiesa missionaria che apre le braccia al mondo e che diventa lievito di concordia per l'umanità. Sembrano parole, diciamo, quasi scontate, pronunciate da parte del Papa, ma se contestualizzate, incasellate in questo particolare momento storico, restituiscono davvero l'immagine di un Papa che quanto di più vicino voleva la gente all'immagine
messaggi di Papa Francesco. Tra l'altro, piccolo inciso, in questo momento, proprio in queste ore, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, sta incontrando il Papa, quindi nel giro di poche settimane Vance ha incontrato due papi, prima alla fine della sua vita terrena Papa Francesco, qualche settimana dopo adesso Papa Prevost, che è americano come J.D. Vance. Grazie Luca, veniamo a Catania dove purtroppo c'è stata una terribile sciagura, un 19enne è caduto in mare per recuperare un pallone, è morto annegato, il dramma è avvenuto nel tratto davanti a Piazza Battiato. È caduto in mare per recuperare un pallone e non è più riemerso. Un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, è morto annegato nel tratto di mare antistante Piazza Battiato, ex Piazza Nettuno. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta in seguito ad una segnalazione arrivata al 112. La salma è stata trasportata fino al porticciolo di Ognina, dove ad attenderla c'era personale del 118. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro a disposizione della Procura di Catania. La notizia della tragedia ha preso alla sprovvista anche gli organizzatori di alcune manifestazioni inserite nel programma del Lungomare Fest, programma quantomeno quello del mattino che non ha subito variazioni ma che comunque è stato aperto con un minuto di raccoglimento. Sicuramente è qualcosa che ci ha sconvolto. Questa è una manifestazione di solidarietà, abbiamo iniziato con un minuto di silenzio, d'altronde un'organizzazione così complessa con ragazzi disabili che erano pronti a poter mettere in campo le loro competenze faticosamente conquistate, non siamo riusciti e non potevamo annullare il tutto. Fatalità o negligenza, i nostri intervistati sembrano avere le idee chiare. Ma la negligenza fino a un certo punto penso, perché può succedere sempre una fesseria all'improvviso. Per me era inevitabile. È una tragedia immane, non è possibile, non si può commentare una cosa del genere, è assurdo. 20 anni già è un'età che si dovrebbe ragionare, ma si è giovani. Quando si è giovani purtroppo succedono queste cose. Sulla morte di Simone sta indagando la polizia che ha già sentito alcuni testimoni. A te Luca. Questa notizia ovviamente è ripresa dai quotidiani regionali, prendiamo la Sicilia che racconta un po' le ultime ore di questo ragazzo, c'è una testimonianza che vi leggo, intanto il titolo, la partitella fra amici, eccolo qua, la partitella fra amici, la tragica caduta in mare per un pallone, l'incidente nello specchio d'acqua sotto Piazza Franco Battiato, siamo al lungomare di Catania, Simone Currò, questo è il nome della vittima, aveva soltanto 19 anni. I testimoni: ho visto il corpo scomparire tra le onde, non mi sono tuffato perché non so nuotare, l'avrei potuto salvare, questo insomma è il drammatico racconto di un pescatore che resta scosso, il racconto appunto raccolto dal quotidiano. Questo ragazzo che avrebbe compiuto 20 anni a dicembre era, utilizzava come tutti i giovani della sua età i social, quindi insomma era conosciuto anche su queste piattaforme. Ci sono diverse foto su e l'ultimo selfie risale a poco prima della tragica caduta in acqua. I suoi amici e parenti lo ricordano come un ragazzo pieno di vita, capace di far ridere tutti. Insomma, quindi un ricordo di un ragazzo, come diremmo noi in questo video, un ragazzo normale, che ha perso la vita in un incidente, forse una leggerezza. Davvero una sciagura molto molto dolorosa. È inquietante quello che è capitato a Noto invece durante l'infiorata, dove 3 giovani sono stati fermati dopo una rissa, alcuni dei quali anche hanno sparato colpi di pistola davanti alla folla che c'era per questo evento importante, l'infiorata. Per fortuna, grazie al cielo, nessuna vittima questa volta, ma l'inquietante episodio ha richiamato alla mente, ha fatto tornare in mente la strage di Monreale. Vediamo. È stato come rivivere l'incubo di Monreale. Gli spari a Noto durante la prima serata dell'infiorata hanno riportato alla mente la tragedia di qualche settimana fa nel Palermitano. Un momento di festa in centro storico, le famiglie, la movida, la rissa e poi i colpi di pistola. Quando è intervenuta la polizia in via Cavour ha bloccato 3 giovanissimi di 23, 21 e 17 anni. I 2 maggiorenni con precedenti penali alle spalle sono accusati di rissa, violazione della sorveglianza
speciale e porto di arma da fuoco. Entrambi arrestati e posti ai domiciliari. Il minore è stato invece denunciato per rissa. L'arma, una pistola, è stata sequestrata. Una persona ha riportato una ferita alla testa causata da un corpo contundente ed è stata portata in ospedale. Intanto è al vaglio degli inquirenti la circostanza, se la pistola abbia davvero sparato e quanti colpi. Le indagini sono in corso per stabilire le cause che hanno portato alla rissa scaturita davanti ai locali del centro cittadino, di fronte a centinaia di persone. Nonostante non ci siano vittime, l'episodio accende nuovamente i riflettori sulla violenza tra i ragazzi siciliani dopo la strage di Monreale, ma soprattutto pone degli interrogativi sulla facilità e la disinvoltura con cui i giovani, persino minorenni, escano da casa con un'arma da fuoco in tasca, pronti a sparare sulla folla, incuranti delle conseguenze. Un'altra notte di paura, una tragedia sfiorata. E adesso, mentre si cerca di risalire alle cause dell'episodio, si indaga anche per individuare altri eventuali giovani coinvolti. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, al nostro microfono ieri ha ricordato che questi giovani, con tutta probabilità, erano stati protagonisti di un'altra rissa, per fortuna anche quella senza conseguenze gravi, a Marzamemi. Luca, cosa dicono i quotidiani? Si racconta ovviamente, così come abbiamo fatto nel nostro telegiornale, della lite. Ho preso l'articolo della Gazzetta del Sud, in questo caso si spara nella lite fra giovani, ecco il titolo, mentre c'è l'infiorata di pace. A Noto, sabato notte di festa, turbato dalla rissa tra due gruppi rivali, due maggiorenni arrestati, un minore denunciato, un ferito, ma perché colpito in testa da una bottiglia, quindi non c'entra niente, diciamo, il colpo di pistola. Nell'articolo si ripercorre un po' quello che diciamo, è successo, no? in questo caso. Allora, è successo tutto in via Pirri, diciamo vicino al via Rocco Pirri, intorno a mezzanotte, strada parallela della via Nicolaci, che è la strada, diciamo, dove si svolge la famosa infiorata. Ecco perché l'accostamento è, diciamo, dei due eventi. Panico e paura, anche lì è stato un momento che avrebbe potuto in qualche modo causare altri feriti, perché in questo periodo, in queste ore, la città è piena di gente. Panico e paura tra quanti in quel momento erano presenti in quel tratto di corso. Tutto è nato da una discussione tra due gruppi. Il sindaco, come dicevi tu, diceva attenzione, però dice qui non c'entra niente la movida, sono due gruppi di giovani di città limitrofe alla nostra che già alcuni giorni prima in un altro centro avevano litigato e si sono scontrati a Noto. Appunto, l'evento non c'entra nulla con la movida né con l'infiorata. Il plauso ovviamente va alle forze dell'ordine che in pochissime ore hanno ricostruito tutta la vicenda e hanno arrestato i responsabili. Certo, colpisce il fatto, come dice il quotidiano, che nelle vie del centro piene di persone, poi c'è stato un fuggi-fuggi, immagino. Che scena di panico. Quello sarebbe potuto essere un altro, diciamo, momento, diciamo, di tensione, di panico, che avrebbe potuto causare certamente anche dei feriti. Le strade, si vede anche da questa foto, vediamo se riesco a metterla. Ecco, le strade di Noto ovviamente sono strade di un paese, diciamo, strade piccole, strade strette, strade, diciamo, immerse nel barocco, con tantissima confusione. Insomma, le vie di fuga si restringono. Davvero, è stato davvero un mezzo miracolo che non sia capitato nulla. Adesso andiamo a Taormina, dove ieri mattina sono stati fatti brillare, esplodere i massi su un costone che mettevano a rischio case e strade. Vediamo. Un'esplosione spettacolare, quella dei massi che a Taormina rendevano pericolosa la via principale di accesso alla città. Tutto, questa mattina all'alba, è durato una decina di secondi, ma dietro c'è stata una organizzazione minuziosa nell'ambito dei lavori del raddoppio della linea ferroviaria e coordinata da Prefettura di Messina e Protezione Civile. I due blocchi rocciosi di circa 3.000 metri cubi mettevano a rischio abitazioni, strade e una casa di cura. Così stamane evacuata la zona e chiuse strade e autostrade. Alle 7 in punto l'esplosione. Questo è il cuore delle operazioni, il centro operativo avanzato da cui sono state seguite da parte delle istituzioni tutte le fasi del brillamento del masso roccioso. Noi, come avete visto qui da questa postazione, abbiamo fatto uno zoom con le telecamere che abbiamo messo sui vari
sulle varie aree e comunque tutto appunto pare regolare. Avete visto il cono di detriti che ha occupato via Garipoli, quello quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi l'impresa provvederà a controllare tutta la scarpata, tutto il cono di deiezione e quindi mettere in sicurezza l'area. Attenzione quindi ai detriti che dovranno essere rimossi e al costone da mettere in sicurezza, come ha chiesto il prefetto Cosima Di Stani. La situazione deve avere un suo consolidamento. Se nel frattempo arrivano delle piogge importanti, occorre prestare grande attenzione perché altrimenti i fanghi possono naturalmente scivolare giù sulla strada. Autostrada chiusa alle 6:30 e riaperta alle 7:30, le strade in mattinata dopo la pulizia dai detriti. L'esplosione di questa mattina arriva un mese prima rispetto al cronoprogramma, così la riapertura completa della strada è più vicina. Siamo con 28 giorni di anticipo e quello che era la previsione del 14 di luglio come conclusione dei lavori e riapertura della via Garipoli verosimilmente si potrà ipotizzare tra il 13 e 15 di giugno prossimo. Buongiorno Sicilia, prosegue adesso con la rassegna stampa dei quotidiani siciliani. A te Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora partiamo con la lettura dei quotidiani regionali, partiamo con la Sicilia nell'edizione del lunedì, tante notizie in pagina, in questa pagina, quindi tanti focus, tanti riflettori accesi. Il primo ovviamente è di carattere nazionale e internazionale perché in taglio alto c'è il Papa che si presenta adesso il mondo cerchi la pace. Leone si presenta adesso il mondo cerchi la pace, in Vaticano 200.000 per l'intronizzazione del pontefice con oltre 250 delegazioni. Notizia insomma anche con approfondimenti che vedremo dopo nella lettura dei quotidiani nazionali che dedicano ampio spazio a questa notizia. Le due fotonotizie invece a centropagina che cosa raccontano? Una, la prima al centro, in gabbia, questo si vede poco da qui ma lo vedremo adesso tra qualche istante in pagina, questo è il Teatro Antico di Taormina, irriconoscibile ovviamente in gabbia perché un allestimento oscura il teatro, protestano i turisti che non possono visitare questa straordinaria bellezza e questo straordinario bene culturale. Accanto Thrilling, il riferimento è al campionato di calcio di Serie A perché pareggiano l'Inter e il Napoli resta capolista, manca una sola giornata al termine del campionato, le due squadre sono distanti appena un punto, il Napoli primo, l'Inter è secondo, la volata a scudetto si decide, vedete, negli ultimi 90 minuti. Tutto attorno a queste notizie troviamo insomma degli approfondimenti che riguardano delle storie siciliane. Prima la politica, il retroscena proprio a Noto, abbiamo parlato di Noto per fatti diciamo di cronaca nera, però proprio a Noto si sono svolte le questioni della politica, la reunion, la convention di Forza Italia nel fine settimana e allora c'è un approfondimento del nostro Mario Barresi che racconta insomma che aria si respira dentro Forza Italia. Poi a Castel di Judica se ne è occupato il quotidiano di una vendita di loculi nel cimitero con raccomandazioni, mazzette eccetera, c'è un fascicolo aperto in procura, abbiamo visto la rissa durante l'infiorata. E poi una notizia diciamo che anticipa quello che sarà domani la giornata mondiale delle api. Perché è importante la giornata mondiale delle api? Perché la Sicilia è un grandissimo produttore di miele, ma per tutelare la produzione serve l'agricoltura sostenibile, quindi una riflessione da parte dei produttori di miele. E poi Sinner che perde l'Internazionale d'Italia battuto da un Super Alcaraz, mentre tra le donne trionfano la Paolini e la Errani, regine del doppio, quindi successo diciamo, per il tennis italiano, almeno dal lato femminile. In taglio alto, diciamo, sopra la testata, un po' di notizie che riguardano Catania e l'Interland, qualcosa l'abbiamo già vista, questa per esempio, Mora negato, autopsia sul 19enne. Andiamo a vedere questa storia invece che riguarda il teatro antico, perché veramente fa in qualche modo riflettere l'utilizzo dei beni
beni culturali. Teatro antico a spasso nel cantiere. L'ira di turisti e guide che gridano vergogna. Che è successo? Il direttore del parco dice: è un allestimento temporaneo questo, ma il sindaco De Luca accusa, poi qua c'è tutta la partita politica sulle nomine eccetera, accusa il dirigente che dice che è inadeguato. Il racconto diciamo è che nessuno avrebbe avvertito visitatori e tour operator a denunciare l'accaduto su Facebook, poi perché i social sono cassa di risonanza degli scandali, soprattutto di questo tipo di scandali. Una guida turistica, ecco come si presenta il teatro, paghiamo 14 euro per vederlo così, ma la cosa che più mi disturba è che nessuno dice niente, nessuno si lamenta, si subisce e basta. Come possono dare autorizzazioni per trasformare il teatro in questo modo? Forse dimenticano che è un monumento? Dove sono le istituzioni? Dove sono le associazioni? E poi il grido di vergogna. Quindi insomma questa è la denuncia da parte delle guide turistiche alle istituzioni in questo caso. Vediamo anche qui la prima pagina della Sicilia di Catania, perché c'è un po' di politica, politica cittadina, politica comunale, dell'amministrazione, perché con il passaggio dell'assessore Alessandro Porto, diventato consigliere regionale, deputato regionale, adesso si libera un posto in giunta e quindi in giunta si pensa al dopo Porto, con le dimissioni appunto seguite dall'insediamento all'Ars. Si cerca dentro l'MPA, si cercano i nomi, ci sono i fedelissimi ovviamente dell'MPA sempre in prima linea, e poi insomma il nome che si fa diciamo, con più forza è il nome di Roberto Commercio, una vecchia conoscenza del Consiglio Comunale di Catania. Velocemente andiamo a vedere, prima pagina del Giornale Sicilia, ci siamo occupati in questi giorni della violenza negli ospedali, lo abbiamo approfondito anche all'interno del punto, quindi Michele, guarda che cosa sta succedendo, adesso parlano ovviamente i medici, si sfogano dopo il caso della denuncia di Lavardera, dopo il caso delle Iene, dopo il caso delle TV nazionali, che cosa succede? Parla questo medico aggredito che ci dice: aiutate noi medici, così rischiamo la vita, è veramente incredibile. Pugno dal fratello di un paziente, 8 punti di sutura, si chiama Alessandro Raffa, l'ultima vittima di una lunghissima lista. Al pronto soccorso servono forze dell'ordine, dice: io sono stato fortunato. Chiudo velocemente con la prima pagina della Gazzetta del Sud, che come sempre, la Gazzetta del Sud nell'edizione di Messina, come sempre apre con le notizie nazionali ed internazionali. Di spalla però, eccole qua le due notizie, di qualcuna ci siamo anche occupati. La prima è l'inchiesta sul fallimento del calcio Messina per bancarotta. La seconda è ovviamente il costone frantumato con l'esplosivo. Le rocce adesso, però la denuncia è questa, sono a rischio. Grazie Luca, adesso diamo subito un'occhiata al traffico in diretta da Catania con l'assistente capo di coordinamento Salvatore Furnari. Buongiorno, benvenuto. Come vanno le cose quanto a traffico stamane? Buongiorno dalla Polizia Stradale di Catania, centro operativo compartimentale. Nella giornata odierna sulla grande viabilità la circolazione risulta scorrevole. Si segnalano solo dei rallentamenti dovuti al traffico intenso che interessano nello specifico la tangenziale ovest di Catania, direzione Siracusa tra Paesi Etnei e Misterbianco, la A18 diramazione tra San Gregorio e Catania Centro su Viale Mediterraneo. Mentre per quanto riguarda le chiusure, ricordiamo la chiusura dello svincolo di Caltanissetta in A19 limitatamente alla rampa in ingresso in direzione Catania. Sulla A18 Siracusa-Modica, nel tratto Avola-Castibile in entrambi i sensi di marcia, permane il divieto di transito per i veicoli commerciali superiori a 7,5 tonnellate. Concludiamo invitando tutti i conducenti ad avere durante il loro percorso una costante coscienza della propria posizione, nello specifico denominazione della strada percorsa, direzione di marcia, chilometrica, svincolo, località e qualsiasi altro dettaglio utile alla corretta identificazione del luogo ove possa essere richiesto intervento di soccorso o di emergenza. Fornire una precisa localizzazione dell'evento consente di poter garantire un intervento tempestivo da parte delle forze di polizia e degli altri enti di soccorso.
Con questo è tutto, vi ringraziamo per la vostra attenzione, buon lunedì e buona guida a tutti. Grazie a lei per le informazioni e le raccomandazioni. Noi velocemente diamo un'occhiata adesso in diretta sempre a via Vincenzo Giuffrida. Come vedete i rallentamenti sono temporanei, dovuti naturalmente anche in questo caso ai semafori pedonali, ma il traffico, per quanto intenso come è normale che sia di lunedì, è scorrevole, scorrevolissimo, come già state vedendo. Adesso facciamo una breve pausa, poi torneremo con Luca Siliberti alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. I quotidiani nazionali a Buongiorno Sicilia con Luca Siliberti. Grazie Michele. Allora, lo abbiamo detto in premessa, oggi ovviamente grande racconto sull'intronizzazione del Papa Leone XIV, poi non è altro che l'insediamento, no, del Papa con tutti i canoni che segue appunto questa procedura. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera per leggere i titoli. Come sempre i titoli sintetizzano tutta la giornata in pochissime parole, la sintesi famosa giornalistica. Il titolo è Leone XIV spinge la diplomazia, tutto in un titolo che è bellissimo, questo titolo, perché insomma il Papa raccoglie a sé ancora una volta tutti i capi di Stato e spinge verso il processo di pace. Vediamo se si sarà ascoltato nelle sue parole, però la diplomazia e gli incontri invece proseguono. Colloquio con Zelensky, Meloni riceve Ursula von der Leyen e J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, nuovo inizio dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Unione Europea. Poi le parole del Papa che abbiamo sentito anche poc'anzi: tremore e timore, è l'ora dell'amore e della concordia, appunto il nuovo pontefice. C'è un bel editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che il titolo dice tutto, l'apertura al mondo, insomma racconta quanto questo Papa già in pochissimi giorni si stia davvero contraddistinguendo per non solo l'apertura ma anche per il dinamismo, appunto è la parola esatta, e la capacità di muoversi anche in questo districato mondo delle diplomazie e delle parole. Soprattutto ieri ci sono state delle elezioni non banali in Romania. Erano in vantaggio i sovranisti, però nel ballottaggio poi ha vinto il rappresentante del governo filo europeista, quindi colpo ai sovranisti. In Romania vince il candidato europeista. Quindi queste sono le notizie che il Corriere mette in pagina. Poi tanto sport all'interno, abbiamo visto tennis, calcio, Formula 1, insomma c'è di tutto nelle edizioni del lunedì. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, che è ancora, se possibile, più esplicita rispetto al Corriere della Sera. Leone mediatore di pace, quindi il Papa ancora una volta si fa mediatore di pace. Il Papa incontra Zelensky, oggi Vance, abbiamo detto è in corso in questo momento l'incontro faccia a faccia tra il presidente ucraino e il vice americano, trattative in Vaticano. E poi all'Angelus l'appello per Gaza, bambini e famiglie ridotti alla fame, Netanyahu riprese invece degli aiuti nella striscia. E il vertice invece che poi si è riunito a Palazzo Chigi tra Stati Uniti. C'è una foto che vedremo sui quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani politici, c'è una foto di Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e J.D. Vance, quindi Italia, Stati Uniti e Unione Europea a dispetto, e questa è l'interpretazione poi di tutti i quotidiani di area, di quello che dicevano, che l'Italia in questo caso nella sua diplomazia diventa quasi inconcludente, di poco conto in questo quadro. I volenterosi e il peso dell'assenza è il commento di Paolo Gentiloni. Tante anche qui la Romania, le elezioni di Romania in prima pagina.
condanna che dà un colpo ai sovranisti, perché questo racconto di spalla a tutto quello che sta succedendo, diciamo, con l'Unione Europea che cerca, diciamo, la sua dimensione planetaria in qualche modo, quindi di diplomazia internazionale, è un trionfo degli europeisti, dà manforte appunto a questo disegno di unione compatta e di peso appunto nella geografia della geopolitica. Andiamo a vedere altri quotidiani. La Stampa. Europa, asse anti-Meloni, questo è il titolo d'apertura. Continua l'assalto nella striscia, giallo sulla morte del fratello Sinwar. Netanyahu, negoziamo la pace, questo per quanto riguarda il conflitto nella striscia di Gaza, mentre Ucraina, pressing di Berlino, Parigi e Londra su Trump, la Premier esclusa, punta su Vance e Ursula. Questa è una lettura, diciamo, se possibile, un po' più polemica e politica, diciamo, con caratterizzazioni politiche. La Stampa è il quotidiano di Torino, quindi mette a centropagina un momento del Salone del Libro di Torino, che è la più importante vetrina nazionale, diciamo, per quanto riguarda appunto il libro. Al Salone rissa per gli incontri con gli scrittori. Oggi, l'ultimo giorno di apertura, le parole di un successo, quindi ancora una volta si afferma questo appuntamento come uno degli appuntamenti, diciamo, di settore più importanti in Italia. Velocemente vi faccio vedere altri quotidiani generalisti. Questo è il Messaggero, quotidiano di Roma, che mette ovviamente in pagina questa bella foto di Papa Leone, missione di pace. Anche qui poche parole per sintetizzare un concetto di ampio spessore. Il pontefice della sintesi, vedi, questo è l'editoriale che racconta molto bene il ruolo del Papa in questo momento. E poi le notizie che abbiamo visto. Qui c'è la foto piccola di Meloni che riunisce gli Stati Uniti e l'Unione Europea, da cui un nuovo inizio. Adesso questa foto te la faccio vedere, ovviamente con il racconto che fanno i quotidiani di area. Partiamo per esempio dal Tempo, eccolo qua, Caput Mundi, senza mezze misure, senza mezze parole, il quotidiano del Tempo di Tommaso Cerna. A Roma il vertice Meloni-Vance von der Leyen, un nuovo inizio. Nel giorno di Leone XIV, l'Italia capitale della diplomazia. Mentre l'Europa scatta foto, la Premier media sulla pace e sui dazi, il vice di Trump, bene Giorgia, ponte fra Stati Uniti e Unione Europea. Grazie al Papa, dice Zelensky, per il suo ruolo importante. E questa è la foto di Meloni, von der Leyen e Vance. È piccola nel riquadro la foto di Zelensky che stringe la mano al Papa, lo vedete in alto. Ancora vi faccio vedere il Giornale, eccola qua la foto. Dazi, Meloni unisce l'Europa, l'Italia che conta, ancora più esplicito, vertice a Roma con von der Leyen e Vance, via ai negoziati. E questa è l'apertura, diciamo, del quotidiano Il Giornale. Ancora vi faccio vedere, eccola qua, ancora più esplicito, ancora più polemico, ancora più come dire, irritante nei confronti dell'altra parte politica, il titolo di Libero, la foto che fa nera la sinistra. Al tavolo ci sono Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e J.D. Vance. Come dire, in questa lettura, diciamo, dovrebbe trapelare tutta l'invidia del centrosinistra che accusa invece il centrodestra. Giorgia fa partire il dialogo tra Stati Uniti e Unione Europea, smentendo i progressisti che parlavano di un'Italia isolata. Eccolo qua, il Papa vede Zelensky e lavora per la pace. C'è anche una nota polemica che diciamo, si sta sviluppando proprio in questi giorni, ed è questa, la mangiatoia del cinema. Tra un po' saremo anche noi interessati da un grande festival del cinema, che è il Festival di Taormina. La mangiatoia del cinema, che succede? Muccino incassa milioni ma continua a lamentarsi. Questo è Senaldi, diciamo, che racconta questa storia. Tra l'altro tra un po' ne parlerai anche di Cannes, di cinema, quindi insomma questa polemica tutta italiana. A casa tutti bene, garantisce Gabriele Muccino nel suo film corale con star di prima fascia, da Pierfrancesco Favini a Stefano Accorsi, da Claudio Girini e Stefano Sandrelli. E come potrebbe andargli male? Il film nel 2018, quando prima del Covid il cinema era tutto un altro film, è stato un successo al botteghino, 4 milioni di incasso, ma poi dice continuano a prendere dice contributi, sovvenzioni, e quindi poi si lamentano però che dice non viene tutelato l'arte, il cinema, insomma questo è l'aspetto, diciamo, della polemica. Andiamo a vedere altri quotidiani. Il Fatto Quotidiano, eccolo qua.
Il Fatto Quotidiano diciamo, ha un'apertura originale rispetto agli altri quotidiani, perché racconta il conflitto tra Russia e Ucraina dal fronte, denunciando. Il Fatto Quotidiano è sempre, diciamo, punta sempre il dito sul processo di pace sistematicamente abortito, e guardate che cosa succede, dice qui: in Ucraina il comandante eroe se ne va, mandati al macello, il capo della 47esima brigata dopo il flop dell'invasione in Russia. Dice questa guerra ovviamente sta facendo solo vittime. Questo è il Fatto Quotidiano. E ancora vi faccio vedere, eccolo qua, il Foglio invece, che nell'edizione fredda del lunedì si concentra sul ruolo di Matteo Renzi, che fa sempre discutere, e appunto è l'oppositore non fantasma. L'incantesimo è finito, nelle cancellerie internazionali se ne sono accorti prima di noi, Giorgia Meloni non è stabile, è immobile, controllo sulle redazioni e Golden Power, pessimi segnali, la sinistra che lavora per il governo del 2027, chiacchierata con Matteo Renzi, quindi che è sempre, diciamo, con le sue idee, con le sue opinioni, diventa sempre oggetto di riflessione. L'ultima prima pagina che ti faccio vedere oggi, Michele, la dedichiamo allo sport, visto che c'è stato tanto sport, visto che la prossima sarà l'ultima giornata di campionato. In pochi si ricordano un finale di campionato così intenso, così bello, così palpitante, quindi canta Napoli perché è un punto più avanti dell'Inter, Furia Inter per un rigore non concesso, Conte pareggia a Parma e resta a +1, se batte il Cagliari già salvo, è fatta, siamo a un passo dalla storia, dice l'allenatore del Napoli. Quindi questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. A te, Michele. Grazie Luca, anche noi andremo a parlare di cinema tra pochissimo con una collega del Corriere della Sera, Ornella Sgroi. Parleremo del Festival di Cannes che è in corso. Adesso però diamo un'occhiata al tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione che tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio con clima mite, anzi primaverile. In dettaglio in Sicilia ci attende un lunedì di bel tempo con cieli sereni e tersi e sole assoluto protagonista. Ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Contesto climatico nel complesso mite con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Dando uno sguardo poi alla situazione attesa in Sicilia anche per quanto riguarda la giornata di martedì, il contesto resterà anticiclonico, il sole continuerà a splendere ovunque con ampi spazi assolati, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Ventilazione a tratti ancora moderata con mari calmi o localmente poco mossi, temperature massime in ulteriore rialzo con clima pienamente estivo e punte massime di 30 gradi. Per dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Non mi frega niente, io voglio assaggiare. Sono 2 stagioni che ci resto male. Assaggiare è bello, a me piace tanto. E non c'è bisogno che vi dica quanto. Se l'assaggi non vale, se l'assaggi non vale, l'assaggio è solo mio e tu lo sai, non puoi assaggiare se l'assaggi non vale, se l'assaggi non vale. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Come non ridere un promo così divertente. Ridiamo insieme con la nostra ospite Ornella Sgroi, giornalista critica cinematografica del Corriere della Sera. Benvenuta. Buongiorno. Allora parliamo di Cannes, il festival del cinema europeo più importante. Ieri c'è stata la serata con Benicio del Toro che ha presentato il suo film La trama Fenicia, appunto, di Wes Anderson, con questo suo viso segnato ma così
così come dire, che impressiona. Che film è quello lì? Allora, da quanto leggo, non essendo a Cannes, è un film molto sulla linea di Wes Anderson. La sua firma è sempre molto chiara dal punto di vista prevalentemente estetico. Benicio del Toro è uno dei protagonisti, c'è un grandissimo cast, al suo fianco c'è anche Benedict Cumberbatch, c'è Mathieu Amalric, sono grandissimi attori e sicuramente si prestano molto a seguire il linguaggio di un regista come Wes Anderson. Leggevo che forse c'è ormai un imprinting un po' troppo autocelebrativo e troppo ripetitivo appunto dal punto di vista estetico, per cui un po' questa geometria, questo rigore così schematico e geometrico inizia forse un po' a risultare ripetitivo. Potrebbe vincere? Io non credo. Ha un tema interessante perché in qualche modo sotto traccia c'è chi sente una, come dire, un'eco legata anche a un po' di critica a Trump, quindi vedremo. Noi tifiamo naturalmente per Fuori, certo, che è l'unico film italiano in gara, che è di Mario Martone con Matilda De Angelis, Valeria Golino e Elodie, ed è tratto dal romanzo L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, catanese, Gloria Catanese, anche se il suo romanzo ha avuto successo soltanto postumo purtroppo. Sarà un film veramente importante questo. Un film importante, tra l'altro ricordiamo, Michele, che a scoprire L'arte della gioia è stata l'editoria francese, perché il romanzo fu pubblicato prima in Francia e solo molto tempo dopo anche in Italia. Goliarda Sapienza è molto amata in Francia e Valeria Golino è molto amata dal Festival di Cannes. Scusa, ti interrompo, che ha realizzato una serie televisiva sullo stesso romanzo, che è andata ed è su Netflix, mi pare. Sì, su Sky. Sky. Sì, su Sky. La cosa, invece questo è il film, non c'entra niente. La cosa interessante è che Valeria Golino è stata la regista della serie L'arte della gioia e adesso interpreta Goliarda Sapienza, diretta da Mario Martone, nel momento in cui nasce l'ispirazione per L'arte della gioia e segue proprio tutta l'evoluzione della stesura del romanzo. Valeria Golino è affiancata soprattutto da Matilda De Angelis, come dicevi c'è anche Elodie che è alla sua terza prova cinematografica, sta veramente prendendo piede anche come attrice, e c'è nel cast anche un siciliano doc, un palermitano, Corrado Fortuna, che sarà a Cannes per accompagnare tutta la delegazione del film e interpreta Angelo Pellegrino, il marito di Goliarda Sapienza. Questo è un film attesissimo anche perché Mario Martone è veramente uno dei nostri più grandi autori e immaginare come possa essersi approcciato e come possa avere trattato l'animo così inquieto e irrequieto di Goliarda Sapienza, secondo me è veramente molto interessante. Davvero. Ci sarai stata 1000 volte a Cannes, un'immagine che hai, ne stiamo vedendo qualcuna e intravediamo. La prima immagine ti viene in mente? Guarda, la prima immagine è sicuramente la Scala con il tappeto rosso, perché è veramente folgorante, ma una cosa bellissima di Cannes sono le proiezioni sulla spiaggia, questo grandissimo schermo sulla spiaggia con l'esdraio per delle proiezioni notturne, di solito sono degli eventi speciali ed è veramente un'atmosfera molto magica, molto magica. Immagino, stiamo vedendo un po' di star sparse. Sì, ecco, qui abbiamo Juliette Binoche e Alba Rohrwacher. Juliette Binoche è la presidente della giuria del concorso internazionale, qui vestita di bianco, e abbiamo Alba Rohrwacher vestita di nero, che fa parte della giuria, attrice italiana amatissima da Cannes. Certo, è vero che quest'anno c'è un, come si dice, dress code, una regola degli abbigliamento rigoroso soprattutto per le donne. Molto rigoroso. In che cosa consiste questo dress code? Che vuol dire? Hanno vietato il nude look. Nude look vietato sul red carpet e vietati anche i selfie quest'anno. C'è un protocollo molto rigido, credo un po' anche per recuperare quel tocco di eleganza che ha sempre caratterizzato Cannes e che sarebbe bello recuperare anche a Venezia, perché comunque il glamour, l'eleganza
abbastanza, insomma, fanno parte anche Quindi, del colore. Questo è il look giusto? Quello che stiamo intravedendo adesso? Vedo e gli donne, uomini qui ci sono smoking sicuramente, però certo Juliette Binoche addirittura aveva questo velo bianco, sì, però ci sono veramente attrici elegantissime, è passata Nicole Kidman ieri, Emma Stone, E questo non è grande un eleganza. nude look, no. No, è un effetto un po' velato ma ha uno strato coprente di sotto che protegge. Perfetto. Invece parliamo di quelli che voi chiamate gli esperti blockbuster, quelli che vendono e che hanno un successo enorme. Per esempio, quello che mi viene in mente è Mission Impossible The Final Reckoning con Tom Cruise. Questo sarà un'altra... Qui già vediamo in giro nei cinema siciliani il promo, no? Sì, è attesissimo perché il capitolo finale di Mission Impossible, che è ormai diventata una saga quasi epica, con Tom Cruise, interminabile. Pare che sia alla fine, ma io non mi fido più. Ma lui perché è sempre... poi, Scusa. No, non mi fido più perché poi inventano i reboot Hai e quindi in qualche modo tornano sempre in auge. Ma lui è sempre informissimo, visto dal promo. Ma Sempre tutti effetti speciali o fa veramente quelle acrobazie? Assolutamente nessun effetto speciale. Tom Cruise non vuole stuntman, fa tutto in prima persona, esponendosi anche a prove atletiche piuttosto rischiose, ma si mantiene in formissima. Ha sfilato a Cannes e devo dire è stato veramente, ecco, l'abbiamo intravisto nelle immagini, è sempre pieno di fascino e conquista moltissimo. Tra l'altro Cannes si apre un po' anche al blockbuster o comunque ai grandi titoli americani, cercando di uscire un po' da quella sua aurea molto intellettuale che l'ha sempre che è del cinema francese forse un po', no? Anche se il cinema francese, Michele, fa delle commedie che sono secondo me meravigliose. Chi le fa? Vediamo aiutaci a ricordare. Ma ce ne sono tante, io per esempio penso a tutto un filone, Le donne del sesto piano con... tanti attori, Mathieu Almaric che citavo prima, ma c'è anche Lucchini che è un attore secondo me splendido che fa delle belle commedie. Abbiamo conosciuto Quasi amici, che è stato un caso eclatante, importantissimo. Quasi amici, ti ricordi? Sulla disabilità raccontata in chiave così ironica, insomma veramente sta conoscendo una fase da una decina d'anni di grande vivacità. E il cinema dopo il Covid si è ripreso oppure no? Il Covid aveva allontanato dalle sale inevitabilmente la gente. Purtroppo il cinema continua a soffrire moltissimo, mentre il teatro dopo il Covid ha avuto un boom perché proprio la gente aveva necessità e bisogno di questo spettacolo dal vivo, il cinema continua a subire fortemente la concorrenza delle piattaforme e le persone fanno fatica a uscire di casa, lasciare il loro divano, il piccolo schermo per andare a godere del grande schermo, che resta però sempre comunque un'esperienza impareggiabile, ineguagliabile sul proprio divano di casa, perché questa condivisione collettiva del battito, delle emozioni, dei sentimenti che racconta il cinema sul grande schermo è inimitabile, travolge, immerge, cosa che il piccolo schermo purtroppo per ragioni anche pratiche di formati non riesce a fare. Nei TG abbiamo intravisto anche grandi glorie come Robert De Niro, come al solito polemico nei confronti di Trump, immagino. Sì, no? sì. Ha ritirato la Palma d'Oro alla carriera. Lo ha premiato Leonardo DiCaprio, che ama moltissimo questo suo maestro, lo ha dichiarato, e Robert De Niro nel discorso di ringraziamento non ha perso occasione per puntare i riflettori su un tema importante, che è appunto quello dell'invasione della politica nell'arte e nel cinema, sottolineando come l'arte sia la forma più democratica e libera e come faccia paura a quelli che lui ha proprio chiamato autocrati e fascisti, perché in qualche modo apre al dialogo, all'inclusione, alle differenze, e soprattutto il tema caldissimo è questa anticipazione che ha fatto il presidente americano sull'idea
abbastanza discutibile di imporre dei dazi addirittura del 100% sui film non americani. Ha dichiarato: vogliamo che il cinema torni ad essere fatto in America. Autocrate. Addirittura ipotizzando una sorta di complotto internazionale delle altre nazioni che invitano le produzioni americane a girare sul proprio territorio, dicendo che sta diventando una questione di sicurezza nazionale, piuttosto fantasioso. Vabbè, alleggeriamo e così poi l'ultima cosa che ti chiedo, questa cosa dei cani attori, non gli attori che non sanno recitare, ma i cani veri, è vero? Perché ci sono anche i cani attori, ma invece in questo caso sono i cani che fanno gli attori. Sì, allora questo è ovviamente un gioco di parole divertentissimo che si presta a creare, a suscitare molto il sorriso, però fare recitare gli animali è una delle cose più complesse che ci siano. Si dice sempre che due degli elementi più difficili su un set siano i bambini e gli animali. Ci sono dei professionisti che sono proprio dedicati all'addestramento dei cani sul set, quindi degli actor coach per animali. E lì a Cannes che fanno? Cosa fanno? Ma lì a Cannes dipende se... Sulla spiaggia si mettono lì? Ma no, fanno anche i red carpet, sfilano. Io per esempio te ne posso citare uno che secondo me è stato uno dei più grandi attori degli ultimi anni, che è il cucciolo che è stato protagonista di The Artist, il film francese meraviglioso in bianco e nero dedicato alla storia del cinema di Radu Mihailanu. Questo fagotto piccolo, colorato, bianco a macchie marroni ci ha fatto sognare e ha veramente un ruolo da protagonista che avrebbe meritato assolutamente l'Oscar. Grandioso, grazie anche per questo, veramente, che ci ha insegnato tante cose. Ornella Sgroi, giornalista, critica cinematografica del Corriere della Sera, il cuore della Croisette. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, domani è la giornata mondiale delle api e noi parliamo di vino e viticoltura. Lo facciamo con Maria Carella, enologa delle tenute Nicosia di Trecastagni. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, e Santina Tolla, che è il responsabile dell'enoturismo e brand ambassador. Buongiorno. Ambasciatore del marchio delle tenute Nicosia. Perché le api? Che c'entrano le api col vino? Allora, le api col vino c'entrano in quanto sentinella. Sappiamo che le api sono degli insetti molto sensibili a quello che è l'inquinamento, a quelli che sono i cambiamenti climatici, quindi la presenza delle api, in particolar modo di un'ape di cui adesso parleremo, è sinonimo di qualità dell'aria, qualità dell'acqua e del suolo che sia assolutamente pura, e questo è molto importante all'interno dei vigneti sostenibili. Le api nostre sono le api nere, vero? Un'ape particolare. È una specie protetta che adesso stiamo cercando appunto di ripopolare nei nostri vigneti con questa importante iniziativa che vede appunto protagonista Slow Food, la condotta Slow Food di Catania, che organizzerà nella nostra prossima manifestazione un laboratorio dove ci racconterà appunto le caratteristiche e quanto siano preziose oggi per la biodiversità le api nelle vigne, nelle vigne italiane. Non è solo per fare il miele, tanto per parlare non è solo per il miele. Non è che fanno solo il miele, ma sono importanti anche per l'impollinazione, fondamentalmente. C'è da considerare che fino agli anni 70 l'ape nera siciliana era stata, diciamo, molto valorizzata, poi è stata abbandonata in sostituzione di api nordiche, quindi per standardizzare un po' quella che è la produzione italiana del miele. Oggi invece, attraverso il progetto Sosten, quindi di Fondazione Sosten, si cerca di reintrodurla, perché si è scoperto che intanto fanno dei mieli invernali che le altre api non fanno, quindi miele di carrubo, di mandorlo, di nespolo, e poi sono molto resistenti alle alte temperature. E il miele che producono ha delle proprietà antiossidanti,
antibatteriche di elevatissimo valore nutrizionale, quindi fondamentale, diciamo, la presenza di questa ape proprio valorizzata da queste condotte Perché slow sono, food. non dico a rischio, ma quasi, perché le api adesso stanno soffrendo? Ma proprio un po' per questa ragione, insomma, soprattutto anche per l'introduzione di una monocoltura che non fa bene, diciamo, un po' all'ambiente. Ecco, la nostra vigna, per esempio, che si trova a Montegorna, proprio su questo conetto vulcanico a Trecastagni, noi la possiamo definire un giardino della biodiversità. Abbiamo tantissimi alberi da frutto, piante aromatiche, specie di fiori, abbiamo circa 21 specie di rose che, come dire, tratteggiano tutti i filari delle nostre vigne. E quindi la biodiversità favorisce così l'azione degli insetti che interagiscono con la natura. E che soffrono per l'inquinamento. E soffrono per l'inquinamento. Effetto serra, CO2 esatto. e tutte le cose che purtroppo sappiamo. Quindi questo è il vostro primo progetto, in inglese è Honey Bees and Vineyard. C'è anche un secondo progetto, recupero dei vitigni reliquia. Che vuol dire? Abbiamo sposato questo progetto che nasce da un'idea dell'Università di Catania, in particolar modo il Dipartimento di 3A, quindi agricoltura, ambiente e alimentazione, portato avanti, quindi condotto dalla professoressa Nicolosi, che intorno agli anni 2000 i ricercatori di questo dipartimento sono andati in giro a cercare delle varietà reliquie, quindi delle varietà molto antiche, e queste varietà sono state poi replicate, quindi sia nel campo sperimentale dell'Università di Catania, sia Nicolosi, e una volta messe in salvo sono state studiate sia dal punto di vista ampelografico che genetico, ed è stato poi definito quello che è il profilo anche aromatico dei vini che vengono fuori. Grazie a una collaborazione insieme all'Istituto regionale della vite, del vino e dell'olio, che si è occupato delle microvinificazioni di queste varietà, e grazie al consorzio Etna Doc, che ha scelto alcune aziende in cui impiantare queste varietà reliquie. Le stiamo vedendo qualcosa del genere? Stiamo vedendo qualcosa, sì, di queste varietà. Siamo dalle parti del Montegorna a Trecastagni, giusto? Siamo sul Montegorna a Trecastagni, dove abbiamo scelto un fazzoletto di terreno dove impiantare 10 di queste varietà reliquie, quindi un campo di germoplasma che è fondamentale per la valorizzazione genetica appunto di queste piante e per vedere in loco poi cosa succede, come si comportano. Le varietà reliquie sono delle varietà assolutamente fondamentali sia per il rinnovo un po' della tradizione, quindi sono delle varietà antiche che hanno fatto la storia dell'Etna, e poi è fondamentale quella che è la variabilità genetica, quindi dare la possibilità di avere, diciamo, più varietà all'interno appunto del patrimonio vitivinicolo. È fondamentale anche la presenza di vini unici che vengono fuori da queste varietà, quindi anche uno sbocco di mercato importante. Vini in via di estinzione, leggo qua Barbarossa, ma ce ne sono ancora altri, è vero? Spara, c'è la Minnella bianca e la Minnella nera, c'è la Madama Nera. Esatto. Moscatella. Molto aromatica. Madama Nera. E poi c'è anche il Terribile, che veniva chiamato così perché era molto resistente alle malattie, anche alla fillossera, però non dava dei vini buoni, allora era chiamato il Terribile per due motivi. Ecco. E adesso reintrodurli oggi ha un significato importante. Intanto una custodia ampelografica enorme, perché l'Italia vanta di lavorare con oltre 1 migliaio di vitigni autoctoni, ecco, rispetto ad altri paesi al mondo, produttori di vino che lavorano con circa 200 vitigni varietali, quindi insomma una ampelographia enorme, un patrimonio enorme, e quindi noi lo valorizziamo. E poi i contadini un tempo per tradizione lavoravano con le vigne miste, quindi ognuna dava un supporto, ognuna dava un sapore, un profumo. Anche questa è sostenibilità. E questa è sostenibilità, è una bellezza unica. E voi fate una giornata importante domenica 25, cantine aperte. Cantine aperte, sì. Ci saranno tantissime attività durante questa manifestazione che comincia alle 11 del mattino fino al tramonto. Sempre nelle tenute Nicosia di Trecastagni, ma ci saranno dei bus navetta che dalla cantina di Trecastagni portano direttamente al vigneto di Contrada Montegorna, quindi lì ci sarà la possibilità appunto di fare la visita al vigneto, quindi giri appunto del vigneto, panorama fantastico,
Stiamo vedendo qualcosa. Sì, questa è la cantina. Sì. Fa appassionare. Da qui si parte per arrivare al vigneto appunto con questi bus navetta, e lì ci sarà la possibilità della visita, la possibilità di degustazione di prodotti che provengono appunto da questo vigneto, quindi varietà appunto lì coltivate, e laboratori slow food appunto portati avanti dalla condotta Slow Food di Catania, oltre che degustazioni fatte dai maestri assaggiatori dell'ONAV. Vorrei chiudere con una, come dire, non è l'ora più indicata, però parlare di questa rara degustazione che farete nell'ambito di questa domenica con le cantine aperte lì alla tenuta Nicosia dei Tre Caselli, questa degustazione di particolare valore, è vero? Sì, certo, no, ci piace tanto, cogliamo l'occasione perché manifestazioni come cantine aperte ti permettono di esaltare e valorizzare quelli che sono tutti i prodotti enogastronomici, ma soprattutto aprire le porte ai consumatori, creare un contatto diretto tra produttore e consumatore. Quindi aperta a tutti, alle famiglie, ai neofiti, agli appassionati, e abbiamo organizzato all'interno tutta una serie di degustazioni, alcune condotte dall'ONAV, che faranno avvicinare il consumatore al vino, a bere consapevole, quindi all'attenzione all'abbinamento, all'attenzione alla degustazione, a riconoscere insomma le caratteristiche e le qualità dei vini, e poi nel pomeriggio un po' una coccola per i nostri clienti. Ogni anno mi piace come dire, trasportare, far navigare il vino in un altro mondo, come il mondo dell'arte, perché in fondo poi il vino è una forma d'arte, e quindi faremo un omaggio a Van Gogh, racconteremo le sue opere, e all'interno di questa degustazione creeremo dei contatti con dei vini, con i vini bianchi, gialli e arancioni, che poi si sposeranno un po' alle opere, ai colori, alla ricerca della luce, perché parleremo di vini di alta montagna, di collina, dove quasi la luce acquisisce una consistenza diversa, e quindi tra vini un po' predisposti al mare, al sole, ai colori gialli, insomma ci divertiremo. Complimenti a Santi Natola, complimenti a Maria Carella. L'appuntamento è per le cantine, alle cantine aperte, per le cantine aperte alla tenuta Nicosia di Tre Caselli. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare questi vitini reliquie, quindi 4 di queste varietà che sono state microvinificate, quindi Barbarossa dell'Etna, Moscatella Nera, Madama Nera, quindi di vivere appunto in pieno nell'ambito di questo workshop che è alle 11 sulla sostenibilità. Ci sarà anche questa presentazione, oltre alla presenza di altre aziende che si occupano di sostenibilità, quindi non solo vino e vigna ma anche altro, quindi vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Grazie, tra poco parleremo invece di sport, parleremo di pallavolo femminile. Grazie ancora per essere stati con noi. Breve pausa. Grazie a voi. Grazie. Buongiorno Sicilia, c'è una notizia purtroppo tragica, arriva adesso da Catania. C'è stato un incidente mortale poco fa alla circonvallazione all'altezza di Viale Ulisse in direzione Mister Bianco. Si sono scontrate un'auto e una moto e purtroppo ha perso la vita una donna. L'incidente, ripeto, è avvenuto da poco, altri particolari naturalmente nel telegiornale. Cambiamo argomento, cambiamo atmosfera e diamo il benvenuto alla nostra ospite Donatella Pizzo, ex pallavolista e sorella dell'autrice, anche lei ex pallavolista, autrice del libro Alidea, che ricorda l'Alidea Catania, che ha vinto il famoso scudetto nella stagione 79-80. Benvenuta sì, grazie, e complimenti. Grazie. Dunque diciamo che Tiziana è stata quasi obbligata a scrivere questo libro perché dipendesse da lei le cose le fa per se stessa. Siete una squadra già, anche voi due, no? Sì, noi assolutamente siamo state unite per tutta la vita e poi negli ultimi 5 anni per vicende proprio familiari ci siamo ulteriormente cementate nel nostro rapporto di sorelle. Bellissimo. Sì, assolutamente. Praticamente il libro nasce nel 2020 quando era l'anniversario dei 40 anni dello scudetto. Allora Maria Grazia Rannisi ha chiesto a Tiziano: ma perché non scrivi qualche cosa? Perché dovevamo fare una bella festa, poi Covid, la mamma ci ha lasciato, la mia malattia, insomma diciamo che negli ultimi 4 anni abbiamo avuto qualcos'altro da fare. E era rimasto un po', come posso dire, il sogno nel cassetto, la volontà comunque
che questo scudetto non restasse nel dimenticatoio. Infatti c'è stato anche il passaggio che ci ha un po', diciamo, non fatto star male, ci ha lasciato l'amaro in bocca quando abbiamo chiesto all'amministrazione di poter intestare il Pala Catania alla mamma, ma sappiamo benissimo come è andata, nonostante la raccolta di oltre 16.000 firme, l'amministrazione ha optato per altre cose. E un'altra cosa che ci, tra virgolette, ferisce è il fatto che al Palabramo, nella hall, ci siano le foto dello scudetto della Paoletti 1978 e anche lì, nostra richiesta, niente. Quindi abbiamo detto, sai che c'è? Facciamo un libro, così non se lo dimentica nessuno. Il libro sarà pubblicato dal Filo Albatros, sì. Magari se lo sono dimenticati adesso se lo ricorderanno. Ma noi già siamo in fase di prevendita che è andata benissimo, certo per noi ovviamente, sono già oltre 250 copie vendute, la prevendita sta continuando, è possibile informarsi sui nostri gruppi Facebook e sui nostri profili. La cosa bellissima è che ha avuto riscontro in ambito nazionale, cioè tutta quella gente che nel 1980 e dintorni giocava a pallavolo immediatamente, ma ripeto con grandi nomi, ad esempio abbiamo la prefazione di Jacopo Volpi, abbiamo il direttore di Resport che era presente insomma in quegli anni, abbiamo l'epigrafe di Mauro Berruto, bellissimo, e poi mia sorella, devo dire che da questo punto di vista è grandiosa, ha fatto questa ricerca, parte di foto bellissime, e ha trovato 2 articoli proprio dell'epoca di Filippo Grassia e di Franz Laiacono, che ovviamente sono stati contattati e hanno, ecco qua c'è una foto bellissima. Allora vediamo, adesso la metteremo in onda. Ecco, guarda, commentala un po' per favore. Sì. La commenti, scusi. Sì. Praticamente vediamo il compianto Pippo Suriano, accanto, cioè, la cosa importante da ricordare è che questa squadra era tutta di catanesi che giocavano insieme dall'inizio delle loro carriere, più vediamo lì accanto a Paolo Reale a sinistra, l'unica straniera, c'è Paolo Reale, mia mamma, e Giulia Bendeova, l'unica straniera. Poi a seguire c'è Pina Ferlito, Maria Grazia Rannisi, Carmela Bellini, Daniela Liardo, Marzia Privitera, Enza Carchiolo Sotto, Antonella Borzì, Tiziana Pizzo, mia sorella, Letizia Billotta, la figlia del presidente, la piccolina mascotte, Maddalena Pennisi è a sinistra. Chiudo io. Ovviamente per noi è un ricordo bellissimo, fantastico. A questa fotografia stranamente manca il vicepresidente, l'avvocato Francesco Strano, che tra l'altro fu, come posso dire, fautore di questa fusione, perché come spiega Tiziana nel libro, il fenomeno, l'idea nasce dalla fusione della Bulling e della Torre d'Abita. Ma insomma comunque un libro assolutamente da leggere, da vedere, perché per chi c'era è un ricordo bellissimo. Per chi non c'era è veramente conoscere la storia di quel periodo. Ci sono cronache delle partite, gli allenamenti. Ma sì, ma c'è il racconto delle trasferte, proprio tante cose, le partite a Ravenna, ma per questo ti ripeto, anche da tutta Italia è stato accolto. E io ho detto a mia sorella, ma secondo me potresti cominciare a pensare alla seconda opera. Già da ora. E non soltanto però dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista dei rapporti fra di voi, fra le giocatrici, giusto? Ma sì. L'intimità che si crea negli spogliatoi, lei ha messo negli tutti autobus. i rapporti, esatto, nelle trasferte. Qua c'è proprio la sera dello scudetto, c'era una città impazzita, cioè, onestamente ancora a 45 anni di distanza essere fermata per strada e sentirsi dire io quella sera c'ero. Cioè, a me fa venire i brividi. O come ora diciamo i 2 tormentoni sono ma com'è finita col Pala Catania? E l'altro proprio l'altro ieri mi ha detto ma quando è il libro? Dove lo troviamo il libro? Quindi proprio ci stanno spingendo a completare questa cosa che per noi sarà veramente... E oggi la pallavolo in Sicilia, a Catania, com'è? Femminile, la pallavolo femminile purtroppo ancora dopo 45 anni diciamo che è rimasta un po' ai margini. Il gap si è assolutamente è aumentato in maniera esponenziale, sì, troppa differenza di... qua c'è la mamma in una fotografia intensissima. Bellissima questa bellissima. foto,
Tra l'altro la considerazione che abbiamo sempre fatto con mia sorella, con mio fratello Piero sul fatto del Palacatania, ho detto se la mamma ci potesse parlare ci direbbe ma chi ve l'ha chiesto di farmi intestare? Perché lei era così, proprio queste cose non le interessavano. Quindi purtroppo la pallavolo femminile diciamo che non ha più raggiunto, insomma al di là della Serie B non è più andata. Oggi tutti parlano naturalmente del tennis, del Jasmine Paolini, di Sara Errani, è un po' questa l'attrazione dal punto di vista femminile. No? Ah sì, indubbiamente e noi ne siamo purtroppo portatrici, questa disparità un po' di trattamento tra sport femminile e sport maschile è sempre esistito. È anche vero, e io ammetto, che indubbiamente lo sport maschile forse è più, tra virgolette, bello da vedere, più ad alto livello. Ad esempio, io ho sentito le dichiarazioni di Panatta che ha detto bellissimo Jasmine, bellissimo, però in effetti è un po' noioso. Devo dire che secondo me, ma non perché io faccio pallavolo, assolutamente, questa cosa non si nota nella pallavolo. Nella pallanuoto, ad esempio, ora ci sarà sabato la gara 1 dello scudetto dell'Orizzonte, ragazze meravigliose. Quindi le donne fanno sport per bene e portano avanti sicuramente con più fatica. Ecco. Questo è bellissimo. Grazie a Donatella Pizzo e grazie naturalmente alla sorella Tiziana, autrice di Alidea. Giocavamo a pallavolo, sta per uscire, per il filo Albatros. Noi adesso diamo subito un'occhiata al nostro almanacco. Il 19 maggio è dedicato alla sensibilizzazione su un tema di grande importanza sanitaria. Si celebra la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Questa giornata mira a far luce su condizioni come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa che affliggono milioni di persone in tutto il mondo. Attraverso eventi, campagne informative e attività di sensibilizzazione si cerca di aumentare la consapevolezza pubblica su queste malattie, migliorare l'accesso alle cure necessarie e promuovere la ricerca per nuove terapie. Ma come si misura l'umidità nell'aria? Lo strumento che si utilizza viene chiamato igrometro. Sapete che esiste una tipologia di igrometro che utilizza dei veri e propri capelli? In condizioni di bassa umidità il capello tende ad accorciarsi e questa variazione viene registrata da una strumentazione legata alle estremità. I capelli devono rientrare nello standard del colore e del grasso presente in essi. Noi per le stelle non abbiamo bisogno dell'ugrometro, abbiamo lui, Marco Amato, in diretta. Buongiorno, buon lunedì, buon caffè, beato te. Grazie, buongiorno e buon inizio settimana Michele. Non abbiamo bisogno dell'igrometro, l'astrologo neanche di capelli. Allora, oggi scomodo loro, come tutte le volte sulle mie tazzine, che si parla di vittorie. Una vittoria annunciata dal vostro astrologo preferito di Antenna Sicilia, perché, ebbene, avevo detto Toro e Toro vinse. Dunque, parliamo sia del gara di tennis disputata tra Sinner e Alcaraz. Vinto proprio Alcaraz, che è Toro, ma anche all'Eurovision avevo appunto predetto Toro bilancia, vince comunque un Toro che è JJ dell'Austria. Il che per richiamare l'attenzione delle stelle è perché proprio il Toro sta vivendo un momento di grande rinascita, di grande forza. Toro è un segno di Venere, per cui Venere, oltre che rappresentare i suoi soliti significati che hanno a che fare con i legami e con l'amore, è anche il pianeta della piccola fortuna. Questa settimana inizia con un lunedì molto originale perché la Luna è in Acquario, quindi cosa accade per i segni zodiacali? Luna per Ariete che decisamente richiama i fattori di lavoro di squadra e di amicizia, quindi ottimo, oggi vi riuscirà tutto quello che ha a che fare col gruppo, con la squadra. Toro, Luna di quadratura oggi, oggi accuserete una certa stanchezza e
ci sta anche dato le grandi concretizzazioni che avete in questo momento della vostra vita finalmente raggiunto. Gemelli, la vostra giornata oggi parte con una splendida luna di trigono, una luna iperattiva che vi darà assolutamente tutta la verve necessaria per essere decisamente più a contatto con la bellezza e con le prospettive positive. Cancro, la luna è la vostra signora, è la vostra dea, per cui quando entra nel segno della fantasia, voi Cancro siete ancora più sognatori e romantici che mai, fermo restando che è la realtà con Saturno che vi chiedono di fare attenzione. Leone, luna in opposizione oggi, una luna peraltro che stimola Marte, per cui Marte sarà in opposizione con Plutone e la luna in Acquario. Un lunedì che parte con un tono un po' basso, con un lunedì che vi chiede ancora di pazientare, mentre invece la Vergine oggi ha paura di essere un po' contraddetta, di essere messa in crisi, in difficoltà, ma riuscirà sempre con la logica a dimostrare che comunque ha ragioni valide. Bilancia, trigono pure per voi, l'elegantissimo segno della Bilancia oggi ha una splendida giornata che inizia con un riassetto un po' di tutto il suo entourage. Scorpione, una luna oggi un po' sfuggente, una luna che oggi vi fa sorridere di tutto ciò che accade intorno. Oggi sarete particolarmente ironici e istrionici. Sagittario, luna amica e comunicativa per voi, quindi dateci dentro e tornate a comunicare allegramente come solo il vostro sorriso riesce a fare. Capricorno, per voi la luna è una luna oggettiva, concreta, pratica. Oggi vi occuperete di finanza in particolare, tanto per cambiare, siete il segno del lavoro. Fantasia tutto spiano, anche se oggi Marte sulla Luna vi darà delle emozioni contrastanti e potrebbe farvi incorrere in qualche gap, quindi attenzione a non scontrarvi. Pesci, anche per voi oggi è una giornata di una certa contraddittorietà, proprio perché probabilmente dovrete stare a sentire le ragioni dell'altro. E detto questo, e non troppo sicuro del fatto di aver detto cose sensate, perché l'astrologo viene da un weekend di degustazioni vini, auguro a tutti una splendida giornata. Hai capito? Hai capito? Quindi tazze di caffè a volontà, eh? Ciao, grazie. Le cantine sono aperte, io vado. Infatti noi abbiamo dato l'appuntamento per domenica prossima. Grazie a Marco Amato, ancora un flash sui quotidiani con Luca Ciliberti. Cincin, allora, Marco Amato. Allora, 19 maggio 1975, che cosa succedeva, Michele? Il Parlamento approvava la riforma del diritto di famiglia, quindi sono passati 50 anni, in teoria finiva il patriarcato, iniziava la parità uomo-donna 50 anni fa, ad oggi diciamo la risposta e la riflessione è evidente, la parità fra coniugi è 50 anni ma la rivoluzione è incompiuta. Qui ci sono delle belle foto dell'epoca, qua siamo sulla Repubblica, le belle foto dell'epoca delle donne che manifestavano in corteo per avere la parità dei diritti, quindi questa ricorrenza 50 anni. E poi una notizia abbastanza curiosa, perché noi parliamo spesso di tecnologia, ma la tecnologia si mette al servizio quando funziona e quando la si fa funzionare bene anche della cittadinanza. Allora sì, questo è un tema che ci interessa molto, no? Perché noi tra poco vivremo la stagione degli incendi. Allora guardate qui cosa c'è, il drone che si fa pompiere, quindi non più i Canadair che guidati dagli uomini, ma addirittura droni che diciamo, serviranno per spegnere gli incendi. Il drone si fa pompiere, ecco il futuro high tech della lotta agli incendi, e qui ci sono gli esemplari dei nuovi Canadair e soprattutto i costi, ma soprattutto un business che già ha un mercato da 20 miliardi di euro, e così cresce la concorrenza anche del Made in Italy, quindi noi non siamo poi così indietro diciamo, nella tecnologia. Grazie Luca. Ci dobbiamo mettere d'accordo ogni tanto. È il momento della nostra conclusione, vi lasciamo con Luna piena di Ircomi e Irama, che il 19 maggio di 4 anni fa è stato certificato disco d'oro. Grazie per essere stati qui con noi.